Un tempo le campane, oltre al servizio religioso a cui oggi sono unicamente adibite, erano impiegate per disciplinare l'andamento del vivere civile. Si suonava per dare il segnale dell'inizio e della fine della giornata di lavoro, per convocare il consiglio municipale, per segnalare incendi o pericoli di ogni genere, compreso l'arrivo del maltempo. Due in particolare sono i modi per suonare le campane: a distesa, facendo oscillare le corde a cui sono attaccate, o in allegrezza. In questo caso le campane devono essere immobilizzate in modo che ogni battacchio sia avvicinato al bordo della campana e successivamente collegato con tiranti metallici a un tasto della rudimentale tastiera. Picchiando coi pugni sui tasti si mettono in moto i battagli che percuotono le campane, producendo così la melodia voluta. Questa tecnica, usata dai campanari per suonare 3 o più campane, era solitamente tramandata da padre in figlio. E così è avvenuto anche per Giulio, che tuttora suona con passione e vigore le campane della chiesa di Grumelli de Zanchi, una frazione di Zogno in Val Brembana. Nella tradizione bergamasca anche le musiche dell'allegrezza sono sempre state tramandate oralmente, senza l'ausilio di alcuna trascrizione, e per l'apprendimento e la memorizzazione dei brani il suonatore faceva uso di uno strumento che gli permetteva di studiare e di ripassare le musiche nella propria casa, senza dover ogni volta salire sul campanile. Questo strumento, detto campanile, è costituito da una cassetta di legno con 2 cordette tese, su cui vengono incollati dei vetri, suonati poi con 2 martelletti, costituiti in genere da 2 tappi di sughero, fissati su strutture di legno o metallo. Ma la fantasia del nostro musicista nel costruire campanine non ha avuto limiti. Le campanine sono di vetro, di barattoli, di sassi, pietra, tubi d'acqua, varie qualità, insomma, varie qualità la musica si può fare con qualunque sia materiale, la musica. Mi piace suonare, sento sempre la musica, sento fino da piccolo, avevo 6 anni, 5 anni e mezzo, ho iniziato a suonare e sentivo la musica, anche la mattina mi alzavo presto, ero su quel muretto lì e qui la gente, gli anziani e non anziani, avevano piacere di sentire questa musica, facevo i buster, marce. Ricordo quelle sere bevo un casino, e io ero sempre attaccato a questi strumenti e poi mi dicevano questi signori: adesso vado al mercato, ti porto le caramelle, che per mangiare una caramella allora era anni fa. Io arrivavo tutto contento, mamma mia, diceva mia mamma, mi ha dato le caramelle il signor Ambrosio, il signor Giovanni, quello che era. Sei stato bravo a suonare la mattina, per quello che meritavo, meriti, mi diceva, meriti di darti qualche cosa, con una pasta, non so, quei tempi. Prima di andare sul campanile ho imparato a suonare le campanine qua. Avevo neanche 6 anni, mi ricordo la prima volta. Avevo paura di andare su, un ragazzino così, ne ho portato i miei fratelli più grandi, insomma. E infatti mi hanno lasciato suonare là le melodie, ma ho cominciato a suonare questa un'altra ancora, sono stato contento, adesso scendo, voglio andare a dire al papà che ho suonato il campanile. E tutti mi lodavano, insomma. Chi te? Mi hai dato scatole? Che c'è? Ada pure dal capo.